E da un punto di vista musicale tutto ruota intorno appunto all'idea della divisione della lettura del testo. La croce neon, quindi la croce neon all'inizio c'è una musica come una pubblicità, la croce neon, e quindi come dire venite tutti quanti qui, è tutto a posto, tutto bene, la croce neon azzurro nella sera. Poi la situazione cambia da da un clima così esplosivo e annunciatorio, insomma, perentorio, cambia e diventa più intimo, cioè dove la pietra è rossa di Collo, di Santo, di Gennaro, là effettivamente la situazione diventa sacra, cioè, per chi ci crede sa Gennaro è comunque un santo, c'è anche il rispetto per questa cosa, una sensibilità, che volete fare, un rispetto proprio, volevo dire. Sulla domanda invece dei testi che possono raccontare una storia, io penso di sì, io penso che può essere una scintilla, può essere qualcosa che racconta, perché tu lo racconti in versi, tu lo racconti attraverso la poesia e la poesia ha una forza maggiore di una narrazione o di un racconto narrativo. La poesia scava di più e va nella carne, va nel cervello, va nel cuore, per chi la sa leggere, per chi la sa apprezzare. Quindi io penso di sì, penso che possono raccontare una storia questi testi e sicuramente la raccontano. Allora, lavorare su testi poetici a me m'ha sempre risolto molti problemi, perché come compositore, diciamo, è come se mi deresponsabilizza un po', e quindi riesco a divertirmi di più, cioè a trovare la chiave, insomma, per giocare e non sentirmi obbligato a scrivere il capolavoro, diciamo, del terzo millennio, che poi, insomma, è lo stesso. E quindi mi piace, l'ho fatto anche in passato, insomma, oltre a essere interessante, più o meno interessante a seconda di quali testi di confronti, però è un'oasi, insomma, è un modo per ritrovare la dimensione ludica della musica che poi si perde, insomma, negli aspetti professionali. Del resto abbiamo sempre spettacolarizzato con i nostri volumi, intendo con questa forma il fatto che fin dagli anni 80, inizio degli anni 80, le nostre presentazioni sono sempre state espresse in maniera teatrale, proprio perché riteniamo che un libro può essere anche veicolato in un modo, in una modalità meno accademica, poco accademica, più divulgativa, soprattutto fare in modo che al libro si avvicinano i non lettori, e credo che la forma spettacolare o della spettacolarizzazione sia necessaria per questo avvicinamento. Il primo, nelle cose, l'ho pensato come una specie di lamento funebre, in cui il canto è semplicemente accompagnato dagli accordi del pianoforte che scandiscono appunto un ritmo lento, ossessivo, appunto identico ma tragico. No? Il secondo invece, La Valle di Enon, che è stata anche una bella sfida da poter musicare, l'ho pensato su un ostinato di accompagnamento del pianoforte ritmico, senza respiro, con cambi mutevoli, insomma, di tonalità, e per tre quarti del pezzo ho pensato a un declamato della cantante, e per l'ultimo quarto invece l'intervento proprio come soprano drammatico. Perché ho pensato questo? Perché nella Valle di Enom in realtà è una calata in un girone infernale, e
e volevo assolutamente che la musica ne potesse rispecchiare questa atmosfera allucinante e allucinata di un girone infernale senza riscatto e senza speranza. E infatti la cantante deve finire in alto con una nota che è quasi un grido sotto dei cluster del pianoforte che rendono ancora di più, diciamo, questa atmosfera di orrore terrificante che il testo ha voluto mostrare. Sicuramente è interessante, è bello, poi è chiaro che bisogna comunque le cose, bisogna, oggi si dice facilmente, c'è crisi di tutto, quindi però non dobbiamo fregarci della crisi, dobbiamo fare delle cose che ci fa piacere fare, facciamo uno si costruisce un gruppo, che quindi un gruppo uno delle proprie tipicità, quindi il poeta, l'artista, il fotografo, le maestranze tecniche, quindi nell'insieme si fa un lavoro nel bene comune di un progetto artistico, quindi questo già è qualcosa di importante. Se tutti facessero questo, forse ci sarebbero meno crisi, che significa che ognuno fa la sua parte nella massima della correttezza, dell'entusiasmo, della passione, e quindi questo è un bene. Lo scenografo interpreta l'idea del regista, cioè il regista ha un'idea di lui vuole essere nel momento in cui rappresenta diciamo, la sua opera, no? E lo scenografo deve essere quanto più vicino possibile a questo. E con Ariele siamo riusciti a ipotizzare uno spazio scenico che ha una certa leggerezza, che non è invadente e che quindi cercheremo di non turbare poi quello che è il messaggio del testo. Faremo in modo che la scenografia sia meno presente, meno stancante. Ecco, forse questo è il termine giusto, visto che il testo parla proprio di un pulcinella stanco. Cercheremo di non stancare. Un'impressione bella, di protesta, di coinvolgimento di tante persone che si mettevano insieme a fare qualche cosa. Ho aderito senza pensarci troppo. E dove sta questo presepe rappresenta quasi proprio una sfida dal punto di vista musicale, perché il testo è un testo a raffica molto intenso, con dei respiri ciclici che sono proprio i respiri fisiologici. Cioè più di quello l'attore non riesce a dire in un verso. E quindi questo però spinge l'attore ad avere comunque delle scansioni ritmiche piuttosto concitate e quindi piuttosto articolate da un punto di vista musicale molto interessanti. E quindi che cosa ho pensato di fare? Ho pensato di fare delle altre linee che sono in contrappunto con quelle dell'attore principale e che intercalano anche loro con dei respiri e cercano di mettersi al servizio della recitazione, ma anche dicendola loro. L'insieme di quello che può succedere quando due arti si incontrano è meraviglioso, quindi a un certo punto ho capito che io stavo ottenendo tantissimo dalla collaborazione di Ariele. Abbiamo subito messo in chiaro che i nostri spettacoli non sarebbero stati poesie con il sottofondo musicale. Sono felice di poter avere questa esperienza e di poter continuare questo cammino.